l'ho chiamato il nonno della zampogna, l'ho chiamato Uciarameddu, e questo descrive nei particolari perché suona una zampogna. La zampogna suona grazie a questa piccola ancia che è innestata nel blocco e nelle canne e che provoca il suono caratteristico ovviamente è una nota, innestato poi in un pezzetto di canna oppure in un tubo di legno riesce a fare le diverse note. Questo fa una scala di 5 note, è una scala pentatonica. Io l'ho ripreso da uno strumento sumero che ha 3500 anni, però questo strumento c'era in Grecia e c'era quindi pure in Sicilia e da questo è nata poi dall'evoluzione la costruzione moderna della zampogna a paro siciliana. Ora vi faccio sentire il suono che fa. È realizzato direttamente da te? Sì, questo l'ho realizzato io sono principalmente costruttore di un marranzano, un marranzano siciliano, però mi piace spaziare fra questi strumenti della nostra tradizione agropastorale. Io costruisco il tamburello, il marranzano, un frescaletto, la lira bizantina, che è uno strumento medievale che qui da noi si è perso ma è ancora presente in Calabria, e mi diletto a costruire questi piccoli strumentini che sono complementari, che fanno sempre parte della tradizione e identificano quello che è la nostra zona, i Nebrodi. Le sonorità che suono io, quello che suono io è identità nebroidea, quello che c'è qui sui Nebrodi, e la musica, le canzoni che suono sono melodie che si sono sempre sentite e risuonate qui sui Monti Nebrodi, e questo l'ho creato apposta per creare una melodia ancestrale che poco si sente ai giorni nostri, e mi sono inventato Uciarameddu. Con quale materiale? Canna, questa è canna di fiume innestata, funziona, è uno strumento semplice, 5 note, è una canna che fa sempre la stessa nota, che si chiama bordone. Il bordone fa sempre la stessa nota e le 5 note creano la melodia che poi crea la canzone stessa. Ma come hai imparato a fare questi strumenti? Io sempre sperimentando, io facendo esperimenti, conoscendo il principio, conoscendo la teoria, e poi si mette in pratica. Io non sono mai andato da nessuno che mi ha insegnato come si costruisce l'ancia, l'ho costruita io, vedendo e ricopiando, perché tutto funziona sul ricopiare. Pure il pittore quando deve imparare, secondo me, a dipingere, copia, e il ricopiare e perpetuare quell'azione del ricopiare crea l'esperienza. L'esperienza fa nascere questi strumentini che poi diventano strumentini che hanno particolarità organologiche specifiche. Se no non avrebbe mai potuto suonare uno strumento senza l'esperienza della costruzione, che nasce appunto con prove. Dietro c'è tanto studio e tanta passione. Sì, io sempre da autodidatta, però lo studio è importantissimo, documentarsi, fare ricerca è importantissimo. Se non avessi fatto ricerca non avrei mai saputo che questo strumento in origine fosse uno strumento sumero che ha 3500 anni, non è uno strumento moderno. Queste sonorità si sentivano già 3500 anni fa. Certo, in qualche cosa potevano differire, c'era qualche differenza melodica, ma in linea di massima le note sono sempre quelle. Anzi, l'uomo fa musica da 50.000 anni, perciò è uno strumento che va dall'alba dei tempi.